prima delle 4 è giunta alla sala operativa la segnalazione di un passante che appunto indicava una persona con una grossa accetta in mano in uno stato così di agitazione. Mancano pochi minuti alle 4, siamo nel cuore della notte quando un passante chiama il 113. In via Trieste un uomo sta brandendo un'ascia. L'intervento è immediato. 4 volanti arrivano sul posto e dopo pochi istanti si chiedono i rinforzi di carabinieri e polizia locale. Per quasi un'ora i poliziotti provano a calmare lo straniero. Vano l'uso dello spray, il peperoncino e anche del taser. La situazione precipita. Quasi dopo oltre un'ora di situazione, di mediazione, poco dopo le 5, l'uomo ha fatto uno scatto prima verso un agente, era a distanza di 5 metri, che si è riparato dietro l'auto di servizio. Gli altri agenti, i colleghi, sono intervenuti cercando di richiamare l'attenzione, quindi a quel punto, sempre impugnando l'ascia, si è diretto verso un altro poliziotto che era ad una distanza di circa 10 metri, benché gli avesse intimato più volte l'alt, il collega è stato costretto a dover utilizzare l'arma d'ordinanza. Spari alle gambe, dal ginocchio in giù, lo ripete il questore di Padova. Solo un colpo ferisce la tibia della gamba destra lo straniero, che sarà identificato come un cittadino nigeriano che per 3 volte, nonostante fosse stato colpito, ha tentato di alzarsi minaccioso. Soccorso, l'uomo è stato trasportato in ospedale dove gli è stata riscontrata una frattura causata dallo sparo. Sicuramente una situazione non facile da gestire, la capacità, ripeto, anche la gradualità dei vari interventi fino appunto a questo epilogo, dove gli agenti hanno operato per salvaguardare sia l'incolumità di quanti sono dovuti intervenire su questo scenario e anche salvaguardare la stessa, ripeto, salute, la stessa incolumità di questo giovane cittadino, per l'appunto di nazionalità nigeriana. Minuziosa l'analisi compiuta dalla polizia scientifica nell'area che è posto sotto sequestro, l'angolo tra via Trieste e via Nancy, per buona parte della mattinata. 32 anni, irregolare, richiedente asilo con rigetto dell'istanza, già denunciato per resistenza, violenza e minaccia. Il nigeriano, a cui gli agenti hanno sequestrato anche 2 coltelli, è adesso piantonato in ospedale in stato di arresto con l'accusa di duplice tentato omicidio. Una persona problematica, con problemi, per cui stiamo ricostruendo anche la sua storia. Era già qui in Italia da alcuni anni, si è mosso in Veneto, tra Padova e Venezia, probabilmente persona, ripeto, tra virgolette, con problematiche di salute mai affrontate fino a questa notte.